money that I don't accept. Buongiorno a tutti e benvenuti in Giorni Extra 3. Sì, sono ancora in pigiama perché sì, cioè, oggi è una uggiosa giornata di novembre, di conseguenza magari esco più tardi, ma adesso no, adesso sono stanco. Lucca Comics and Games, ci sono stato appunto ieri e bello, molto molto bello. Ho girato principalmente nei padiglioni più grandi, non sono riuscito ad entrare nei padiglioni di Piazza Napoleone se non in uno perché c'era troppa fila e la mattina c'era caldissimo mentre la sera volevamo fare altri giri ed eravamo stanchi, di conseguenza passare delle ore in fila nessuno ne aveva particolarmente voglia. YouTuber e fumettisti famosi purtroppo non ne sono riuscito a incontrare. L'unica persona famosa ero io, più o meno. Detto ciò, è stata un'esperienza veramente bellissima. Ci sono già stato nel 2014, nel 2017 e no, mi sono divertito un sacco, veramente un sacco bello e sono stato veramente contento di tornarci. Appunto, stancante, però ne vale la pena, il gioco vale la candela. Si incontrano anche poi un sacco di persone che hanno le tue stesse passioni, si vestono come te. Potete parlarne, potete parlare di qualsiasi cosa, è un posto meraviglioso, un luogo felice in cui tutta la mia parte nerd può uscire e con cui posso convivere. Appunto, c'erano le foto che ho fatto con la ragazza del Castello Errante di Oulu, veramente, cioè, lei lo dico sinceramente, la più bella. Cioè, da tutte è stata la cosplay più bella che abbia mai visto. Se no, ho fatto la foto anche con... sì, quelle bellissime Sailor Moon, sì, di femminile c'è proprio ben poco, e puntavano tutti o tutte a farmi sentire la presenza, però sono stati fantastici. Oppure, ovviamente, i giri del Jack con il fantastico Jack Frost, anche se era una lei. E no, un'esperienza veramente bella. Da tornarci l'anno prossimo, anche perché appunto non è eccessivamente lontano da casa mia, più o meno, cioè sono 2 ore di macchina. In treno sarebbe stato peggio e in bus sarebbe stata un'epopea. Epopea! Però una bellissima esperienza da fare e rifare. E come appunto ho detto anche ieri, giveaway! Non ho comprato nulla di particolare, però qualcosina magari riesco a regalarmi. E nel frattempo, negli uggiosi pomeriggi di novembre, si gioca un fantastico gioco. In una locanda, un gioco di carte. E se l'avversario si muovesse mi farebbe anche un favore. Non ho tutta la vita. E questo è il fantastico pomeriggio di un giorno uggioso. E adesso si va a mangiare fuori con tutti gli altri. Con la compagnia del mio paese. Cibo. Pantaloni bagnati, cibo. Comunque, così per precisare, prima i pantaloni bagnati non è perché ho fatto chissà cosa, ma semplicemente perché la cameriera mentre ci portava le bibite mi era rovesciata la fanta addosso. Già. E non ho neanche potuto chiedere lo sconto, quindi mi sono accontentato delle gran scuse. Si fa quel che si può. Cari amici dei giri del Jack, c'è stato un piccolo dosso e sta ancora continuando. Detto ciò, adesso noi andiamo al bar insieme a... scusatemi, adesso andiamo al prato insieme al bar insieme al prato. Che voi non sapete chi è il prato, ma è una persona molto simpatica e gentile che vi farò conoscere. Forse. Ciao prato!
Mi dispiace, ho dovuto cedere al male, perché il male è buono. Cibo! Finalmente giochiamo con delle carte decenti dove si capisce. Queste carte sono carte belle, carte vere. Ok, giornata finita. Freddo parecchio. E mi è stato chiesto di farmi in bocca al lupo da un mio grandissimo fan che si è iscritto esattamente stasera. Quindi in bocca al lupo. Buona partita. Quindi credo in te io. Mi credo veramente tanto in te. Non so se questo video lo guarderai, ma io credo in te. Forza e coraggio. Stracciali tutti. Forza e coraggio. Non so che altro dire. Detto ciò, e dico sempre detto ciò nei miei video, quindi detto ciò, buonanotte. Buongiornissimo. E oggi si riparte, però prima si fa un pranzetto con gli altri. E niente, per causa di malorganizzazione neanche oggi si esce. Quindi doccia, mi riposo un po' e poi si parte. Nel mentre la giornata è uggiosa, tanto per cambiare. Ed è giunto il momento di ripartire. Buonasera, quest'oggi si torna appunto a Vicenza, come ho detto poc'anzi, però a differenza degli altri viaggi, stavolta si va su in treno, in quanto i miei colleghi non hanno la macchina da poter utilizzare su, quindi si va su in treno. Il viaggio dura 4 ore, dalla partenza da Parma fino all'arrivo effettivo a Vicenza, 4 ore e 1 minuto. Sarà un viaggio molto 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 lungo, però c'è da fare. Sono un po' scarico, quindi se nel video di stasera da adesso fino a quando non chiuderò tutto sarà un po' così, mi spiace, sono un po', non lo so. Sarà anche magari il fatto che non ritornerò al prossimo weekend, che lo passerò su, sono successe diverse cose questo fine settimana che magari vi racconterò o nel video di stasera o nel video di domani, però vi dirò qualcosa. Quarto vuol dire che sono un albero di Serie A o Serie B. Tappa numero 1, Bologna. Prossima, Padova, si spera di arrivarci interi. Cari amici dei Giri del Jack, dopo un cortissimo viaggio di ben 1 ora e mezza in un treno in cui c'era un caldo micidiale, sono arrivato a Padova e adesso ho 15 minuti e poi si prende il treno per Vicenza. Come disse un grande youtuber che io seguo, in quanto sono io quel grande youtuber, è un'epopea. Ragazzi, sono sul treno Padova-Vicenza ed è un freccia rossa, cioè è un razzo missile, è velocissimo, è impressionante, vi giuro. Sentite, questo qua è il rumore dei razzi missili. Dopo essere partiti alle 5:27 ed essere arrivati a Vicenza alle 9:26, siamo arrivati, e visto che non ci riescono a venire a prendere in quanto siamo in troppi in macchina e tutto, noi adesso ci dobbiamo fare stazione ostello a piedi. E voi direte, che problema c'è? Bah, nessuno, se non fosse per il fatto che piove. Se vogliamo tagliare la strada non possiamo, in quanto è un parco pieno di tossici e quindi ho paura un po' che parta un coltello. E visto che ho ancora entrambi i reni, mi piacerebbe tenerli, quindi dobbiamo farci la strada lunga sotto la pioggia per arrivare in ostello. Ragazzi, sono tornato in stanza, sono più bagnato che altro e il mio letto è ancora da fare, però no, faccio dopo, ora mangio, c'ho fame. La cena di stasera è composta da due tortini della mamma riscaldati, da un frizz che dà fastidio e da un pacco di popcorn. E gli altri 2 tortini li mangerò poi. Perché? Perché è meglio risparmiare, non sappiamo quando ci sarà effettivamente la magra. E poi ci sono io, che sono claustrofobico e devo farmi viaggiare in ascensore. Non male. Continuo. Sono di casa.
Ragazzi, ora voi lo vedete così, ma faccio... Ah! Visto? Visto? Magia! Sono magica, questo qua è un grissino. Santos, saluta. Vuoi apparire in video? No, guarda. Santos apparirà solamente per metà. Wow, che bello una mano di Santos. Dunque, buonasera a tutti. Le papere paperano e devo dirvi bene o male cosa è successo. Però per farlo devo dirvi un attimino di me. Io sono una persona molto emotiva. Sono una persona che per delle piccolezze potrebbe diventare la persona più felice del mondo, come potrebbe crollare in un baratro abissale. Non è stato proprio il migliore dei weekend questo qui, quindi per una serie di sfortunati eventi, per delle cose che mi hanno dato fastidio, diciamo che sono un po' crollato su me stesso, di conseguenza devo cercare di riprendermi. Detto ciò, giveaway. Allora, io da Lucca non sono riuscito a recuperare nulla di che, più che altro perché tutto costava un po' troppo o mi sembrava troppo una cagata. Di conseguenza, cosa ho fatto? Se devo cagata per cagata, ho detto vabbè, lo faccio io. Quindi ragazzi, il giveaway è questo. E vi dico le condizioni del mio fantastico giveaway. Questo video deve ricevere almeno 20 like e a quel punto estrarrò un commento tra questi che sarà il vincitore. Il vincitore riceverà appunto l'uovo di Yoshi e un biglietto autografato da me dove scriverò qualcosa. E altra cosa, se siete nelle vicinanze, cioè se siete nella regione Veneto o perlomeno in Emilia Romagna, ve lo porterò di persona, quindi sarà da mano mia a mano vostra. Se invece siete un po' troppo lontani, proverò a spedirvelo per posta. Quindi 20 like e commenti, starò tra i commenti. Detto ciò, sono stanco, c'ho sonno. Giveaway, buonanotte. Beh ragazzi, mi hanno augurato la buonanotte comunque. E io, visto che sono un ragazzo temerario... bello comodo. Sono in altitudine. Bello comodo.